Venezia ha quasi tutto per vivere con felicità e serenità i prossimi anni, gli manca qualcosa, gli manca un grande sindaco, uomo di governo che ama questa città e che ha visione. Questo uomo di governo è Pierpaolo Baretta. La positività di Arturo Lorenzoni ha solo prudenzialmente rallentato gli incontri pubblici del centro-sinistra veneziano, il candidato sindaco Pierpaolo Baretta e il risultato negativo al tampone. Poco prima il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti era intervenuto a Venezia a sostegno della sua candidatura. Il cuore della sfida è dare a Venezia il miglior sindaco possibile e per la sua storia e quello che ha fatto negli ultimi 300 giorni, almeno solo negli ultimi 300 giorni, è palese che per questa città è meglio lui che non altri prigionieri di schemi ideologici che casomai il futuro di Venezia, se si fossero affermati negli ultimi 200 giorni, l'avrebbero distrutta. Questa è la verità. Secondo Zingaretti, il difficile momento dell'economia del post-lockdown offre però opportunità di rilancio all'Italia in generale e a Venezia in particolare. Il Recovery Fund sono 750 milioni di euro. I paesi europei sono 27, su 750 milioni 209 vengono al nostro paese e di questi 209 una parte importante dovrà venire in Veneto e a Venezia, legata però a cosa? Eccola il motivo della scelta del sindaco, a scelte, a strategie, a culture di governo che trasformano queste opportunità in concretezza per pensare alla rinascita di Venezia.